Giornata o master a pizza. Ma la pizza con la P maiuscola si può mangiare soltanto a Napoli o è comunque una prerogativa per quanto riguarda l'eccellenza di tutta la regione Campania? Mi spiego meglio, una buona pizza si può mangiare anche a Salerno, ad Avellino, a Caserta? Beh, ma sicuramente sì, perché la pizza, diciamo, prettamente napoletana, ma è campana. La pizza è campana, ormai la conoscono tutti, la utilizzano tutti, la fanno tutti quanti. Ovunque si va in Campania si vuole la pizza, si chiede la pizza margherita in genere, che è la classica pizza napoletana. Io ultimamente sono stata a Caserta Vecchia in un ristorante pizzeria Viraf che non conoscevo. Alcuni amici mi hanno portato appunto perché sono gumasto della pizza e ho detto no, vieni con noi e vieni a assaggiare sta pizza e facci sapere cosa ne pensi. Veramente sono rimasto contento. È una bella pizza cotta bene, con ingredienti giusti, tutto al punto giusto. Sono rimasto soddisfatto, tanto è vero, ho detto, sentite amica mia, io ci torno e ho dedicato al proprietario a poesia, Gennaro Umast da pizza, proprio come omaggio per l'entusiasmo che ho trovato quella sera. Gennaro Umast da pizza. Bella, ballammo sta tarantella, una coppia ancora nata e facciamoci sta ballata. Capriezza, galleria, quanta zumba, mammella mia, a ballamma ticca e tacca con tamburiella e con tricca a ballacca. Eccoci qua amici cari, come sapete ci troviamo stasera al ristorante Viraf a Caserta Vecchia. Allora eccoci qua, sempre da Viraf, con una bella coppietta. Lei è il signor? Daniele. Lei? Alessia. Alessia, è la fidanzata? Abbiamo appreso che la fidanzata si porta ancora. Allora mi dica lei sicuramente è venuto qui per mangiare la pizza. Da quanto tempo frequenta questo ristorante? È la prima volta che vengo. Ui, capì? C'è sempre una prima volta, allora è da indagare, è da indagare. Cosa ha mangiato fino adesso? Fritto misto. Fritto misto, come l'ha trovato? Buono, buono. Buono, buonissimo. Allora a lei non, la stessa cosa, perché se non avete ancora... Però ci hanno consigliato questo posto dicendo che la pizza è molto buona, quindi... Ecco, allora, amici. Siamo qui, sì, amici. Amici, e quindi la migliore pubblicità la fanno sempre i clienti, il passaporto. Allora io vi auguro una buona serata, buon appetito e spero di rincontrarvi qua un'altra volta in modo che possiamo poi discutere sul vostro parere. Giornata o master a pizza. Sì, è la prima volta. Ma questo secondo me se lo nasconde, perché mi sta bello ciotti, chissà quante volte è venuto a tu Viraf, capito? Ma vuoi far sapere che stasera è la prima volta, vabbè, ogni peccato può essere perdonato, grazie, buonasera. Grazie pure a te, chi se n'è nato, guarda qua, mi hanno fatto concorrenza, no, sconcorrenza. Buonasera da pure. Buonasera. Buon appetito. Grazie, grazie. Ciao, Gennaro, un master a pizza, non vi scordate, che è importante. Buona serata. Terra mia, com'è bella la punzata. Terra mia, com'è bella la guardare. Allora, carissimo Francesco, che sia la serata delle sorprese, perché ho incontrato altre due signore che per la prima volta vengono qui stasera, capite? Hanno assaggiato gnocchetti buonissimi, ma la seconda volta perché mi è piaciuto e quindi sono tornata, quindi buoni. Sì, invece è la prima volta. Lei è la prima volta, e come trova questo luogo, questo ristorante? Bellino, bellino, però questo è un locale freschissimo, sta da tanti anni, mio marito ci veniva quando era ragazzo. Ah sì, e quindi l'ha portata per fargli... No, io l'ho portata perché sono venuta a ballare di là.
capito? Si è fatto proprio ballare, signore. E quindi il ballo, il movimento ha messo. Chiaramente erano buone, la pizza era buona. Che pizza ha mangiato? Quella bianca con rucola e prosciutto. Ah, ottimo, che abbiamo mangiato pure noi prima, Francesca, hai visto? Era buona perché era bella alta la pizza, come piace a me. Bella alta la pizza. Allora ritornerete sicuramente. Senz'altro, senz'altro, merita il locale per la musica, insomma per gli antipasti anche, veramente buoni, fantasiosi, gradevoli, per la pizza naturalmente e in generale per il servizio di ristorazione, quindi bel locale in un posto suggestivo. Bravo, merita, giusto, bella presentazione, bella pubblicità per questo locale. Signore, lei? Cosa ha da dire? Che si sta bene. Si sta bene, anche la cosa principale, la tranquillità. Infatti, la tranquillità, la serenità e il mangiare buono, che è la cosa principale. Sì, vabbè. Allora, hai visto? Non c'è niente da fare. Da Viraf c'è tutto in ottimo stato, non ci sta niente da fare. Giornata o master a pizza. La pizza sto qui. Allora amici, una sorpresa questa sera, sono qui con il principe della carne, cioè praticamente il fornitore di questo bellissimo ristorante, è vero o no? Sì, come no, certamente. Lei è il signor? Nicola. Diciamo, con la macelleria Parco Cerasole, il fornitore ufficiale di Viraf. Amici cari, hai visto che sorpresa stasera? Quindi quando venite qua e mangerete carne, sapete a rovena quale mano la taglia, è chiaro? Come no? Allora parliamo in generale. Lei cosa pensa di questo ristorante, a prescindere dalla carne che lei fornisce? No, un locale molto... Ti trovi a casa tua in effetti. Bravo. È la genuinità del prodotto poi. Che è la cosa principale. La pizza è favolosa, fatta da Lucia poi che è un artista. Non parliamo poi delle carni e delle salsicce mie. Ma ne sta parlando un poco troppo, amore. In paradiso. Siamo in paradiso. Vabbè, non lo metto in dubbio. Io sono Gennato, o master a pizza. Mi trovate ovunque, internet, televisione, roba. Gennato, o master a pizza sto qui. Va bene? Giornata o master a pizza. Allora, cosa pensa lei di questo ristorante? La pizza è ottima. La pizza è ottima. E per quanto riguarda il resto? A livello di sempre di cucina. Perfetto. I primi, i secondi, tutto buono, sì. Allora, sì, ancora un punto in più in favore di Viraf. Grazie amici cari, grazie. Giornata o master a pizza. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Let me tell you all the story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money flow. But fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Allora, cari amici telespettatori, ci troviamo nell'altra sala del ristorante Viraf, cioè praticamente la sala ballo. Dico bene? Benissimo. E ci troviamo con l'insegnante, la signora Mimma Scagliarini. Mimma Scagliarini, ecco, la quale ha un bel nutrito gruppo di ragazzi che ballano. Certo, ho 3 scuole, di cui ecco appunto la mia collaboratrice qui, Mimma Canzano, si occupa di a Caserta Vecchia, poi io insegno a Caserta in 2 punti, Palestra Millennium e a Falciano. Ottimo.
Il rapporto tra voi due come funziona? Beh, il rapporto tra noi due è un rapporto molto solido, dura da quasi 20 anni, collaboriamo insieme, io sono una sua collaboratrice e devo dire la verità che mi trovo molto bene con lei. Vediamo se... Fortunata. Sì. Vediamo se lei è d'accordo su questo. Sono d'accordissima, io dico sempre 100 come Mimma, perché come collaboratrici così fidate come lei non ce ne sono più, sono poche. Cosa ne pensa di questa struttura, di questo ristorante? È un ottimo ristorante, quindi si mangia bene, è un'ottima pizza, quindi è consigliabile. È consigliabile. E lei cosa gradisce particolarmente in questo ristorante? La pizza. Oltre alla pizza. Oltre alla pizza. Allora... Io mangio molta pizza, quindi mi piace. Allora abbiamo... Però so che anche ha un'ottima cucina, quindi è... Allora, io sono un master della pizza, abbiamo la masticella della pizza, va bene? Allora, con... la margherita, bravo, produttore, potrebbe anche essere la famosa margherita che noi da tempo stiamo cercando. Anzi, voglio dire, approfitto, sì. Noi tra poco inizieremo con una nomination, nati del mio produttore, che lei ma è un genio. Da un momento all'altro caccia un'idea che dice ma non le pigliate, mi è venuta così, la genialità questo porta. Allora quella nomination consiste in questo, che un master della pizza nomina un amico qualsiasi da Facebook, da YouTube, il quale nominato parteciperà alla puntata successiva che un Gennaro, un master della pizza, registrerà nel ristorante designato. Allora facete vannanza, perché oltre a stare con noi una serata a divertire e vi mangiate una bella pizza, perché modestamente come da Viraf tutti i ristoranti che noi frequentiamo sono una meglierata e la pizza è veramente qualificata e si può dice Gennaro, state sicuri che è così. Buona serata a tutti. E adesso da Caserta Vecchia, dalla pizzeria Viraf, ci vediamo il prossimo servizio. Gennaro, o master a pizza. Dopo diverse puntate di Gennaro Master alla pizza, programma ideato e diretto da Francesco Contrastato e da me condotto, io, Gennaro Master alla pizza, sono stato insignito venerdì scorso dalla pizzeria Lampo 2 dei fratelli Porcio in Soccavo, Napoli, di un bellissimo riconoscimento. La pizza con la mia immagine, realizzata magistralmente da Enrico Porzio. È un dono, guarda, sinceramente, che mi ha commosso e che mi sprona sempre di più a proseguire in questo splendido cammino. Beh, caro Enrico, io sono rimasto, come dire, commosso, veramente non so come ringraziarti, perché questa cosa è stupenda, sta pizza con la mia effigie sopra è una cosa veramente meravigliosa. Diciamo il ringraziamento migliore è la tua presenza, quindi diciamo era d'obbligo farti questa pizza perché sei diventato un personaggio pubblico di grande spessore, soprattutto fra i pizzaioli, e quindi te la meritavi. Grazie, io ringrazio te e tutti gli altri amici pizzaioli che mi sostengono in questo nostro percorso pizzaiolistico, si può dire? Diciamo sulla pizza napoletana. E vabbè, un neologismo, pizzaiolistico, può starci anche bene. Io ringrazio tutti quanti, Gaetano, Gennaro, tutti i cari amici, e ringrazio te soprattutto per questa bellissima sorpresa, per questo grandissimo regalo. Sei bellissimo tu, è bellissima la pizzeria, è bellissima la pizza con l'effigie di Massimo. Che sta sulla pizza è bellissima. È bellissima, come dire, elogiare ancora ulteriormente.
Diciamo che ve lo meritate per la trasmissione che avete creato, per diciamo, le possibilità che state dando a noi di renderci più visibili anche in TV e di dimostrare la nostra reale ed effettiva bravura. Grazie, grazie, ma il nostro compito è proprio questo, cioè elogiare e far emergere le eccellenze campane. Le eccellenze campane non solo in fatto di prodotto, ma le eccellenze anche in fatto di fatturazione, in fatto di professionalità, e voi, tu come gli altri, siete eccellenti veramente in questo settore. Grazie a voi che ci rendete felici con i vostri prodotti. Grazie Enrico, a te e grazie a tutti quanti. Lei ha visto la pizza che ha fotografato Master? Indegnemente, è stata la prima cosa che ho visto e che mi ha colpito quando sono entrato qua dentro. Guardate, vedete come, guardate qua, è un capolavoro. Io ho avuto questa sorpresa stasera, mi ha telefonato Enrica e ti vieni, c'è una bella sorpresa per te. È una cosa stupenda, no? Sì, ma io volessi pure mangiare, però poi va girare pure in capo. Come lo pulpo, mi pigliavo se pulpo. Allora, volevo dire, la cosa più bella è che noi giriamo per le pizzerie e siamo noi a presentare il pizzaiolo di turno, diciamo, che stasera è Enrico che presenta a me. Enrico, chi sto microfono? Allora, mi permetto, perché loro sono clienti ormai da vecchio tempo e consolidato. Quindi spiego un poco chi è Gennaro D'Auria, che è il protagonista, il conduttore di una nota trasmissione che va in onda su Telea e su Telea Più TV Capital. In effetti lui è un grande intenditore di pizza, quindi gira per le pizzerie facendoci conoscere alle persone, perché è un programma che ovviamente va in TV, e in suo onore io oggi ho dedicato 3-4 ore del mio tempo, perché con molto piacere per fargli questa pizza. Ecco qua, quindi lui è anche ha fatto teatro, scrive libri, è un grande di Napoli. Grazie per la tua presentazione, veramente grazie. Ti cedo il microfono perché vedete come si lavora la situazione, è bello. Il Master della Pizza viene lui presentato anziché presentare i pizzaioli, guarda, è una cosa stupenda. Tanto del successo che ha ricevuto stu Gennaro Master della Pizza, grazie a Francesco Contrastato, l'ideatore, regista del programma televisivo. Grazie Francesco, grazie Enrico e grazie a tutti voi. Buona pizza a tutti, come dico sempre. Allora, ecco qua, siamo un po' sul tardi della sera e abbiamo acchiappato due signore che dopo aver gustato la bellissima, squisitissima pizza di Enrico Porzio stavano andando via. Signora, lei conosce Gennaro Master della Pizza? Sì, certo. Come trova la pizza di Enrico? Ottima, buona e molto leggera, soprattutto leggera, che è la cosa importante. È la prima volta che venite qua? Sì, è la prima volta e ci ritorneremo. Ma mi fa piacere, visto Enrico Master della Pizza ti porta anche altre persone, i clienti. E allora ecco qua, questa è la pizza che mi ha donato, regalato, offerto Enrico Porzio con la mia effigie. Questo è Gennaro Master della Pizza, se non l'avete riconosciuta. Si vede, è fatta benissimo. Fatta benissimo. Che ne pensate di questo magnifico regalo? Che è bella, è fatta molto bene, un regalo piacevole. Ma signor Cano, non avete convinto? Perché è gelosa? No, non sono gelosa, è fatta bene. Facciamo anche lei. Allora quando torno chiedo di avere la mia immagine sulla pizza. Brava, quanto tempo ti ha portato via? Allora dipende ovviamente dall'immagine che si deve riportare. Diciamo. Scusa, allora essendo io molto bello, come dire... Non si tratta di bellezza, in questo caso si tratta dei particolari. Più particolari ci sono, per esempio nel tuo caso c'era il cappello che mi ha rubato un po' di tempo in più. Più particolari ci sono, più tempo ci vuole. Comunque in genere una pizza non molto difficile richiede intorno alle 3-4 ore.
3-4 ore. Ma queste sono pizze che tu fai esclusivamente per gli amici oppure anche su prenotazione? Sono pizze che faccio soprattutto per personaggi famosi, VIP. Grazie, allora mi considero un personaggio famoso. Cosa ne pensate voi di questa? Eh sì, sei diventato famoso. Che è una cosa bella, ormai sei famoso. Bravo, grazie. Gennaro è uno di quelli famosi al pari dei calciatori di Napoli, perché ho fatto le pizze a tutti i calciatori di Napoli. Lo so. Sono uscite su Napoli Magazine, Spazio Napoli, Area Napoli, un po' su tutti i blog del calcio Napoli, Benitez, Maradona, Higuain, ho fatto un po' quelli là più... E Stong Cammiez, insomma. Che bellezza, è un bellissimo regalo, grazie Enrico. Addirittura mi hanno chiamato dall'Algeria. Per me? A te ci chiameranno, però dall'Algeria per avere informazioni su queste pizze dei calciatori del Napoli. Bravo, mi fa piacere, perché tu sei un grande professionista e lo meriti tutto il successo che puoi avere, sempre di più. Grazie Enrico, grazie e grazie alle signore qua presenti. Lei si chiama? Patrizia. Nadia. Nadia, vabbè. Allora, soddisfatte? Ritornerete? Promesso? Promesso, vabbè. Buona serata, grazie. Io ringrazio te, che sei sempre un ospite gradito, e anche Francesco, che pur lavorando dietro le quinte, ma è uno anche dei protagonisti e gli ideatori di questo grande format che avete creato. No, ma diciamo la verità che Francesca, per quanto è un rompiscato, lei come tutte le persone, Maronna, però è la colonna portante. Come ideatore e come costruttore della trasmissione in se stessa. Grazie, grazie a te, a nome mio e a nome di Francesco. Buona serata.